Crisi idrica. Quando finirà bisognerà analizzare quello che si può fare. Una proposta arriva da Chies dal Pago, che ha 12 sorgenti, ma anche altre 4 dismesse nel tempo. Alla fine di questa crisi idrica bisognerà sedersi intorno a un tavolo con gli amministratori della Conca dell'Alpago insieme al gestore BIM per trovare delle soluzioni. Il nostro comune di Chiesa del Pago, come dicevo prima, ha 12 sorgenti, ma anche 4 sorgenti dismesse nel tempo. La proposta che farò è quella di riattivare queste sorgenti per aumentare la portata d'acqua verso la parte bassa della nostra Conca dell'Alpago. Nel comune di Chies dal Pago è stato anche realizzato un acquedotto in adduzione dalla sorgente Busa delle Serle, e poi ci sono le sorgenti di Trache, quella dal Venal di Funes, che prende acqua dal Crep Nudo e dalla parete nord del Monte Teverone, la sorgente Sarina, quella di Cautessa e altre ancora. In questo periodo il Vincestore, insieme alle autobotti di Vigili del Fuoco del Vincestore, ogni giorno vengono a Chies per approvvigionarsi di acqua presso il nuovo asilo di Chies, e ogni giorno 10 camion vanno verso la parte bassa del comune di Alpago, quindi verso Farra, per riempire i serbatoi d'acqua, e quindi ogni giorno diamo circa 80.000 litri di acqua alla parte bassa del comune di Alpago, che è in sofferenza. Il sindaco ricorda infine come l'acqua di Chies serve a molti altri comuni come Puos, Farra, Tambri e Cansiglio, e anche comuni di cintura del Basso Friulano e Trevigiano.